Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marinetto Veneziano. Oggi parliamo un po' dei tempi attuali, dei tempi che stiamo vivendo tutti, quelli che stanno vivendo in modo discreto, quelli che in realtà stanno vivendo in un modo pesante, molto pesante. Ma prima di fare questo, il vostro Marinetto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegarda, a venire al canale del vostro Marinetto Veneziano se è la prima volta che passi di qui o se sei già passato qui ma non hai mai avuto il coraggio di iscriverti, è una buona cosa, fatti un regalo, iscriviti. In più vi ricordo anche che qui sotto abbiamo i link in descrizione per poterci raggiungere nel sito capitano.interviste.org dove potete trovare gratuitamente 20 ebook in cui ci sono parecchi circuiti radionici, quadranti radiostesici con le spiegazioni per il proprio uso. Così quando faccio le pillole e faccio vedere, voi basta che andate nel sito del capitano e gratuitamente potete scaricare questi ebook che spiegano come poterli utilizzare. Oppure guardate le pillole del vostro maledetto veneziano. Vi ricordo che ne hanno già scaricati più di 150.000 e il vostro maledetto veneziano ha regolato l'umanità 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. Quindi il maledetto qualcosa ha fatto finora, dal 2015. In più vi ricordo che il legale Maria Veneziano stanno lanciando o rilanciando il gruppo di Face Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo. Siamo già più di 1400, il link sotto qui in descrizione, se volete iscrivervi siete sempre benvenuti. Nella sezione shop del sito capitano.intervista, ad esempio, c'è questo ciondolo a 150 euro, amuleto e quant'altro, ad esempio dei riti propiziatori e quant'altro. Bene. Abbiamo anche il gruppo Telegram che prima o poi riattiveremo, siamo già più di 230. E se non ti sei ancora iscritto, fatti un regalo prima di Natale, iscriviti. Bene, partiamo un po' con la situazione che ci troviamo oggigiorno, no? E come sapete il vostro Marietto veneziano gli piace sempre partire un po' da lontano. Adesso partiamo dal 1700. No? Nel 1700 la gente mediamente viveva tra i 25 e i 30 anni a dipendenza delle zone su questo pianeta che nasceva a 20 anni non aveva quasi più i denti, chiaramente la mancanza di vitamine, la mancanza di un cibo equilibrato, a 20 anni, 25 anni avevano già un quoziente intellettivo molto debole proprio per mancanza della giusta alimentazione. E a 30 anni i più fortunati ci riuscivano ad arrivare e quegli altri o per virus, batteri o per malattie di qualsiasi tipo morivano per strada. E il maledetto vi ha già raccontato tante volte che è stato nel 1700 per le strade di Parigi e ho visto proprio gente che gridava, cioè nelle strade di Parigi si passava e si continuava a sentire gente che gridava dal dolore e si lasciava morire per strada. Poi abbiamo avuto un'evoluzione, nel gelato è arrivato un po' il petrolio, sono arrivate le carni dagli Stati Uniti grazie al fatto che è stato inventato il filo spinato e le persone hanno potuto mangiare meglio a scapito degli indiani delle Americhe e quindi c'è stata una piccola evoluzione, no? Tante persone che prima morivano per strada hanno potuto cominciare ad avere della carne, altro tipo di cibo, sono state inventate tante belle cose, strumenti, per cui le persone oggigiorno, quando nascono, no, si attaccano alla PS4 o al TikTok. Ma, come diceva un grande misterico, non esiste la pace, ma esiste la guerra e la preparazione alla guerra, perché il mondo, da quando è stato mondo, negli ultimi 2000 anni, non ha mai avuto un periodo di pace, ha sempre avuto un periodo di guerra e una preparazione alla guerra. In questo momento ci sono solamente guerre economiche che stanno attanagliando, ad esempio, il sacro suolo italiano, sono guerre pesanti, e già il Marietto nel 2015 spiegava che sarebbero arrivate dal 2020 queste situazioni importanti, queste situazioni che avrebbero messo in ginocchio la nostra patria. Chiaro che in quel periodo lì, quando c'era un po' il movimento New Age del settimo piano vibrazionale, del salto quantico, del vogliamoci tutti bene, di cercare la nostra libertà dentro di noi, sì, va bene tutto su queste teorie, va benissimo la legge di attrazione,
e di qua e di là, ma oggi quando accendiamo Face vediamo tantissima gente ancora quei residui, no, che cerca luce colorata perché non ha ancora capito che non esiste la pace, ma esiste la guerra e la preparazione di guerra. E se uno ha visto la guerra, molto probabilmente combatterà per la pace. Perché? Perché è il semplice fatto che la guerra è molto brutta. Il Marietto, nel sito capitano.altervista.org, ha messo parecchi circuiti per difendere il suolo italico e anche in questi giorni ho fatto una pillola per aiutare le persone che sono un po' vessate dai birichini e vi consiglio di andarla a vedere perché c'è un piccolo aiuto radioestetico. Oggigiorno noi invece viviamo in questa società, no? Io sono del baby boom, quindi con 58 anni, però ho quelli nuovi, quelli che richiamano la generazione Z, quelli del TikTok, quelli del 10 secondi e 20 milioni di visualizzazioni. Queste persone sono un attimino non deboli, ma sono state istruite, educate in un modo, non dico da parassiti, però un po' che non c'è quella sostanza che avevano ad esempio quelle che hanno visto la seconda guerra mondiale. E quindi non si rendono conto che per la pace bisogna combattere con ogni mezzo. Ma già quando il vostro Marietto nel 2015 lo spiegava, veniva preso per un visionario, per uno che le sparava grosse. Adesso quelli che nel 2015 parlavano di settimo piano vibrazionale, parlavano di salti quantici di qua e di là, adesso cominciano a dire che il vaccino chi se lo fa perde l'aura oppure gli entra l'anticristo e roba del genere. Allora, la situazione non è semplice, come già spiegato nel 2015, ma mi ripeto per quelli che sono nuovi, no? Però si può fare delle piccoli correttivi. Certo, chi arriva adesso a sentire Maria Teresa non dico che è messo male, ma diciamo che dovrebbe ricostruirsi l'abito mentale da guerriero. Non c'è niente che viene più gratis, cioè la canna che ci arrivava dalle Americhe e la gente ha cominciato a spostare l'aspettativa di vita da 30 anni a 60 è perché là qualcuno ci ha lasciato le penne a scapito nostro, nel senso che noi abbiamo cominciato a mangiare la canna perché là gliela portano via gratis, no? Quindi oggigiorno noi è vero che bisogna fare i moralisti qua e di là, ma signori, vi ho già spiegato bene che la democrazia qui è solamente un bel, capite, un bel involucro intorno a un bel sacco di cioccolato. Perché? Perché fondamentalmente noi viviamo questo benessere, e l'ho già spiegato tante altre volte, perché gli Stati Uniti hanno il dominio dei mari, non sono una tarassocrazia e quindi quando le merci passano per il mare, e visto che tutte le merci, l'80% passano per il mare, passano davanti alle porte aeree americane e chiunque cippa, loro mandano in crisi un'economia. Quindi per ancora 50 anni gli Stati Uniti d'America proteggeranno quello che noi viviamo in questo modo, quello che noi viviamo, i vari TikTok, queste generazioni. Però è chiaro che dentro questo contenitore, no, di democrazia, dove tutti vanno nei talk show di regime a dire la loro, è chiaro che capite che c'è qualche frizione all'interno, no? Come diceva Osho, se vuoi, come si dice, la pace, devi prepararti alla guerra. E noi ci siamo già dentro in pieno, perché, come lo dicevo nel 2015, noi in questo periodo qui abbiamo perso, oltre alle vite umane per via di questo virus, abbiamo perso, se prima con l'euro, con la perdita della stampa del denaro, con la perdita della lira, con la perdita della delocalizzazione, abbiamo perso il 25% del comparto industriale italiano. Adesso con questo virus ci hanno dato un'altra mazzata e saremo arrivati al 30. Fra 10-12 mesi avremo sicuramente un 10-15 milioni di nuovi poveri che prima non esistevano, nuove tipologie di povertà. Magari avranno il telefonino, ma non avranno i soldi per prendere il treno. L'ho visto io con i miei occhi qualche giorno fa. Magari avranno l'anello d'oro, ma non potranno permettersi un panino. Quindi, come affrontare queste situazioni? Beh, la prima cosa che devo dire, almeno ai miei committenti, no,
che quando faccio delle stese ai miei committenti in privato, vedo delle persone che sono molto fortunate. Beh, a quelle persone lì, anche se sembra che gli vada di male, se il marito gli dice che sono fortunate, loro saranno fortunate. E questa situazione magari la vivranno male perché sono influenzati dagli altri, da queste egregore giganti, ma molto probabilmente loro non soffriranno realmente come gli altri. In altre parole, sono persone nate con un karma buono. Per gli altri che quando il maretto iniziale nel 2015 diceva voi preparatevi, no? Perché io sarò chiaro, in questo momento il vostro maretto non è in sofferenza perché si è preparato dal 2011 in avanti. E quindi quando è arrivato il 2020 il vostro maretto non era in sofferenza, era preparatissimo, no? Però ci sono molti che pensavano che arrivasse il salto quantico a toglierlo da queste patate bollenti e il salto quantico io non l'ho visto, se l'avete visto voi. Io ho visto invece gente che è terrorizzata, angosciata, depressa, ansiosa, insomma, di tutte le patologie in casa e non gli è successo ancora niente. Non è ancora stato scoppiato un petardo dall'est. Allora, noi siamo dentro questo periodo dal 2020 al 2029 terribile, a livello astrologico veramente importante. Siamo in un periodo sotto pressione. Chi ce la farà? Ce la farà come ho detto più volte in altre pillole, che è stato educato in un modo energico, in un modo in cui ha un abito mentale forte. Gli altri, quelli che stanno attaccati al TikTok, quelli che quando guardano le pillole nel marietto scappano, no? Chiaramente saranno aiutati dal loro New Age e da loro vogliamoci tutti bene. Ma nella realtà bisogna attivarsi, bisogna muoversi. Il nostro Marietto ha messo a disposizione la radionica, che è già un'arma di difesa importante, non offensiva, ma di difesa, lo ripeto. Poi chiaramente per i miei committenti che quando faccio la stesa vedo che sono persone fortunate, chiaramente già di per sé loro hanno questo karma che li benedice. Chiaro che poi bisogna continuare a perseverare nella direzione giusta e quindi usare i circuiti radionici, fare riti propiziatori e tutto quello che ne consegue. Anche il ciondolo ideato da Hildegard, maledetto veneziano, è un'ottima protezione. Chiaro che nei momenti di scorrimento ci saranno per tutti, ma sono sicuro che chi segue il Marietto e prende, pizzica qui e pizzica là qualche cosa e attiva tutti i circuiti nel momento in cui ha questa benedizione di poterli scaricare gratuitamente, qualcosa di buono succederà. Per gli altri, come diceva mio papà, io penso ai miei figli, gli altri genitori devono pensare ai loro genitori. L'importante è che sappiate usare bene le vostre energie per indirizzare nel, ad esempio, stampa dei circuiti o attivarsi per un rito propiziatorio, ma anche quelli gratuiti che il Marietto Veneziano mette online. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!